Oggi ad Ingolstadt un incontro col presidente Seehofer e una verifica dell'accordo. Quali le novità? Una verifica importante perché devo dire che dal 2016, quando abbiamo firmato il Memorandum of Understanding, siamo andati molto avanti, abbiamo lavorato in modo importante, sono aumentati i traffici soprattutto ferroviari tra Trieste e Monaco e soprattutto stiamo lavorando e ci dobbiamo impegnare di più sul corridoio doganale che ha avuto già delle misure semplificate che ci permettono ad esempio su Monaco di arrivare con maggiore appunto semplicità, però dobbiamo fare ancora di più e quindi abbiamo concluso che dobbiamo impegnarci su questo settore. Sta andando bene anche il tema della formazione professionale, della riqualificazione professionale e sono già in calendario tra ottobre e novembre degli incontri tecnici importanti per quanto riguarda le politiche agricole e per quanto riguarda i cluster economici. Quindi devo dire che abbiamo affrontato tutti i temi dell'accordo in modo piuttosto determinato e stanno andando avanti i lavori. Era presente anche il presidente D'Agostino, quindi una conferma che il porto di Trieste sta assumendo una centralità europea importantissima. Assolutamente, abbiamo parlato molto dei finanziamenti sul porto di Trieste, gli 83 milioni messi a disposizione dal governo italiano stanno dando i primi frutti e quindi gli interventi che faremo su Campo Marzio e sulle altre 2 stazioni faranno sì che nell'arco di 10 anni il porto di Trieste abbia ben 3 stazioni, tutte e 3 le stazioni dotate di binari da 750 metri, quindi avremo la possibilità di fare ancora più treni e di farli più lunghi.